Buonasera, grazie per essere venuti anche a questo terzo incontro di Ripensare alla città. Siamo molto grati all'Ateneo Veneto, all'Archivio Vittorio Cini che ha sostenuto questa iniziativa e a tutti i nostri relatori. Abbiamo l'onore di avere con noi questa sera Melania Cassan, che è dottore di ricerca a Ca' Foscari in filosofia, in particolare si occupa di pensiero stoico ed è laureata anche con un doppio titolo riconosciuto alla Sorbona, e il professor Maso, che è ordinario di filosofia antica presso l'Università Ca' Foscari. E poi c'è Sara Cianciullo, che abbiamo già conosciuto nel precedente incontro, che oltre ad essere filosofa e dottoranda di ricerca ormai quasi alla fine dei suoi studi all'Università di Bergamo, si sta occupando della recezione del pensiero di Platone da parte dei filosofi inglesi del Seicento, è anche un'ottima pianista, quindi questa sera la ascolteremo in questa sua seconda veste. Oggi ci occuperemo del concetto di oikeiosis, il concetto di appartenenza. È proprio un incontro che abbiamo pensato per la città di Venezia per dare un contributo alla sua rinascita, alla sua reinvenzione. Quindi sentirete un'alternanza di riflessioni filosofiche, di letture non solo antiche ma anche contemporanee, e appunto un'alternanza con i brani musicali che si succederanno e trappunteranno queste riflessioni, per cui su richiesta anche dei nostri relatori, della nostra artista, vi chiederemo di non battere le mani se non alla fine, in modo da non interrompere questa bella atmosfera. E ancora, visto che siamo ripresi, ancora grazie a Francesco Costantini che ci segue sempre, visto che siamo ripresi, vi pregherei di controllare i vostri telefoni cellulari in modo che non ci siano suoni che possano poi interrompere la concentrazione. Grazie mille. Allora, si sente? Sì. Grazie a tutti per essere venuti così numerosi. Mi fa molto, molto piacere che questo ciclo di conferenze, che vedono oggi il terzo appuntamento, abbia, diciamo, riscontrato così tanta risposta da parte della città. Quindi forse questo vuol dire che davvero la città ha bisogno della filosofia tanto quanto la filosofia ha bisogno della città. E sono molto contenta ed è con grande piacere e con un po' di emozione che presento oggi il professor Maso, che è anche il mio maestro e dunque è un professore ordinario di storia della filosofia antica all'Università Ca' Foscari di Venezia, e i suoi interessi sono vastissimi e spaziano dalla logica all'etica, metafisica, ontologia, ma quindi non soltanto gli interessi vasti, ma anche si è occupato di numerosissimi autori, da Platone ad Aristotele al pensiero stoico. È uno dei maggiori esperti italiani di pensiero stoico, in particolare della filosofia di Seneca e del teatro di Seneca. E a questo proposito ricordo un recente saggio del 2017 sulle teorie stoiche in Seneca tragico e del pensiero anche ciceroniano. E infatti uscirà a gennaio, sarà disponibile per la distribuzione da gennaio, una monografia per De Gruyter sulla filosofia di Cicerone, quindi Cicero's Philosophy. Ed è dunque con grande piacere che gli passo la parola e lo ringrazio per aver accettato l'invito. Ringrazio anche le amiche e colleghe Letizia Michelon, Camilla Grandi e Sara Cianciullo per aver diciamo, accettato e contribuito con così tanta generosità alla riuscita, spero, di questi appuntamenti, e passo la parola al professore. Grazie. Bene, allora ringrazio Melania per questa gentilissima presentazione e Letizia che ha introdotto e mi ha invitato. Il titolo sembra promettere davvero tanto: oikeiosis, il luogo della partenza, del ritorno e dell'appartenenza, perché si fa riferimento anzitutto con questa parola alla casa. Oikos per i greci è la casa. E la casa è il luogo dove in qualche maniera si costruisce la propria personalità. La casa è il luogo da dove ci si allontana, dove si vorrebbe tornare nei momenti di difficoltà,
oppure anche nei momenti affettivamente impegnativi, però è il luogo anche dove comunque, da cui comunque si cerca di prendere le distanze in quel senso di allontanamento che significa che stiamo diventando adulti, che si cresce. La parola oikeusis per i greci ha un significato molto particolare perché viene recuperata all'interno di una concezione filosofica particolare, che è la concezione stoica. E nella concezione stoica c'è al centro l'universo che ha una sua struttura logica estremamente impegnativa, importante e decisiva. Il logos, cioè questa struttura logica, è talmente presente che determina lo sviluppo stesso dell'universo, al punto che qualsiasi elemento, anche il più piccolo elemento di dettaglio, risente di questa struttura logica e di conseguenza ha un suo senso perché è all'interno di questa struttura. Ma voi capite che se io immagino in questa maniera la situazione dell'universo, finisco per pensare in questa maniera anche la mia situazione e mi debbo chiedere dove sono all'interno di questa dimensione logica in cui l'universo si va sviluppando. E questo dove sono si traduce in una sorta di tentativo di introspezione, al punto che questa introspezione dentro di me per capire dove sono significa tentare di capire in che modo io mi sto trovando d'accordo con il senso dell'universo. Il modo in cui i latini dicevano concilio, mi metto in sintonia, mi concilio con il senso dell'universo. Se riesco a far questo, sarò un uomo, sarò una donna, sarò un ente soddisfatto, che sarà felice. Se non riesco a far questo, non starò bene, anche se il destino mi porterà dove vuole lui comunque. Quindi c'è questa dimensione dell'appartenere a una patria, che è la patria dell'assoluto universo, che è la patria dove abito, che è il me stesso. Ecco, intorno a questi temi comincia a ragionare la filosofia degli stoici. Ora tenete presente che questo tentativo può essere applicato anche dando uno sguardo alla città di Venezia, per esempio. Capire cos'è, come si organizza, come si è strutturata, quali sono i punti salienti della sua storia, come i veneziani o il veneziano o il singolo turista che passa capisce di entrare in un luogo che ha una sua vita. Ecco, io mi fermo qua con questa presentazione perché proprio da qui, da questo tema del preoccuparsi della propria patria, nel senso del luogo dove si è, dell'adattarsi al destino, proprio in questo emerge anche una forma di soddisfazione personale, una forma di piacere. La persona saggia riesce a trovare di grande, non dico consolazione, ma di grande gioia il momento in cui capisce il senso della sua storia e del suo appartenere a questa storia. Secondo Diogene Laerzio, gli stoici sostengono che il primo impulso dell'animale è quello di aver cura di se stesso, in quanto fin dall'inizio la natura lo porta ad appropriarsi di se stesso. Così dice Crisippo nel primo libro de I Fini, quando sostiene che le cose che ogni essere vivente sente più proprie sono la sua costituzione e la coscienza che ne ha. Poiché la natura che l'ha creato porta l'animale ad appropriarsi di se stesso, ecco che in questo modo
egli riuscirà ad evitare le cose che nuocciono e a perseguire quelle che giovano. Insiste Cicerone, ricordando che per gli stoici, appena un essere vivente nasce, tende a conciliarsi con se stesso e si impegna a salvare sé e il proprio essere, perseguendo quelle cose che contribuiscono a tutelare il proprio essere e ad allontanare la propria fine e tutto ciò che sembra avvicinarla. Prova di ciò è che i piccoli, prima ancora di aver fatto esperienza del dolore e del piacere, cercano quel che giova alla loro salute e rifuggono dalle cose opposte. Spiega Seneca: l'animale per prima cosa si adatta a sé, poiché ci deve essere un punto di riferimento per tutto il resto. Come può, ci si domanda, un animale appena nato sapere se una cosa è salutare o mortifera? Perché la gallina non fugge il pavone o l'oca, ma lo sparviero, che nemmeno conosce ed è tanto più piccolo? Non appena si adatta alla conservazione di sé, l'animale ricerca quello che può giovargli, teme ciò che può danneggiarlo. L'impulso verso l'utile è naturale, come naturale è l'avversione alle cose nocive. I comandi della natura vengono attuati, ma non è la riflessione a dettarli, non sono frutto di un calcolo. Non vedi con quanta precisione le api plasmano la loro casa? Con quanta concordia attendono alla loro parte di lavoro? Non vedi che nessun uomo può imitare la tela del ragno, quanto sia laborioso disporne i fili, alcuni dritti per creare un sostegno, altri sistemati in cerchio, da più fitti a più radi? E come vi rimangano impigliati quasi in una rete gli animali più piccoli contro cui sono stati tesi? Quest'arte è innata, non si impara. Dunque, questi 3 passi ci hanno dato il quadro della situazione dal punto di vista delle testimonianze che sono in nostro possesso a proposito di questa parola che è oikeiosis. Si comincia un poco alla volta ad aver consapevolezza di ciò, si comincia un poco alla volta ad aver consapevolezza del bisogno di adattarsi al luogo dove siamo. Non importa dove nasciamo, importa il modo che ci consente di essere in una buona relazione con il luogo dove nasciamo. Se riguardiamo la vicenda nella sua complessità più generale, capite che a questo punto si pone un problema. Si pone il problema di capire in che termini il luogo dove nasciamo o il modo o le caratteristiche del luogo in cui nasciamo determinino o meno la possibilità di realizzare qualcosa. Il problema non è semplice, perché da un certo punto di vista si preannuncia uno sfondo che potremmo definire di tipo deterministico. Cioè potremmo immaginare che questa logica interna della struttura dell'universo sia tale per cui in un modo o nell'altro io sarò costretto ad arrivare a una certa conclusione. Un aspetto che ci aiuta a capire come c'è comunque una responsabilità del soggetto può essere il seguente: sta a me cercare di capire qual è il luogo esatto in cui mi trovo e che cosa faccio al mondo. Sta a me cercare di eventualmente sentirmi una pedina all'interno di una struttura che si sta realizzando. Sta a me cercare di capire qual è il mio ruolo in questa struttura. Ecco, sia i Romani e prima ancora i Greci avevano pensato che questa struttura di eccellenza, tradotta nella vicenda della storia, fosse la Repubblica. Platone, come già il mio amico e collega Franco Ferrari ha già segnalato nell'incontro precedente, Platone ha fatto della utopia
della politeia, cioè della città intesa come struttura complessa, il suo grande progetto civile e sociale. Ma tenete presente che anche a Roma c'è una res pubblica. Io parlo adesso un po' più in questa direzione perché degli stoici abbiamo la ricaduta soprattutto in ambiente romano. Almeno le grandi testimonianze che abbiamo sono quelle che avete un poco sentito, che fanno riferimento a Cicerone e poi soprattutto a Seneca. La res pubblica è un ambiente, Cicerone dice coetus, cioè un insieme, oggi diremmo un assembramento di persone che però sono lì con un preciso obiettivo, cioè non sono lì per caso, non sono lì senza alcun progetto, sono riunite insieme con un progetto ben preciso. E questo progetto ha a che fare con, chiaramente lo intuite subito, perché poi tutta questa operazione si è sviluppata nel corso dei millenni successivi, questo progetto si organizza intorno al principio della utilità. È vantaggioso provare a stare insieme. Vi faccio notare che il tema della res pubblica non è un tema così frequente nel mondo antico, a parte questa prospettiva geniale di Platone e poi la traduzione a Roma, e lo troviamo in maniera significativa a Venezia, perché anche a Venezia abbiamo una repubblica. E anche se pensiamo al modo in cui la Repubblica di Venezia si è organizzata, noi capiamo che si tratta di una declinazione ulteriore rispetto al significato di cosa pubblica. All'epoca di Cicerone il problema è diventato enorme perché la res pubblica era diventata il luogo dove la popolazione riusciva a esprimersi solamente attraverso il Senato. Ma il Senato era un ceto speciale, era sostanzialmente un ceto aristocratico. C'è stato qualche esperimento di tribuno della plebe che ha cercato di mettere in moto, ma anche questi tribuni della plebe molto spesso appartenevano a famiglie ricche, benestanti, se non effettivamente aristocratiche. E Venezia? Vabbè, Venezia ha combinato ha eseguito delle operazioni analoghe, gran richiamarsi al popolo. Però 1271 abbiamo la serrata del Maggior Consiglio, quindi il tentativo di restituire solamente a un ceto ben preciso, identificabile, la possibilità di prendere le decisioni per il popolo. Ecco, questo ci fa capire molte cose, ci fa capire che repubblica e democrazia non coincidono. Ci fa capire che la parola democrazia allude a una centralità del popolo che ha bisogno poi di una serie di strumenti per essere davvero affermata, e la Repubblica semplicemente è il nome che si dà a quel insieme di apparati che dovrebbero essere in grado di garantire il funzionamento dello Stato secondo la volontà o le indicazioni o le suggestioni del popolo. È inutile che faccia confronti con le democrazie attuali perché sono sotto gli occhi di tutti, cioè voglio dire sotto gli occhi di tutti che cosa significhi una democrazia negli Stati Uniti d'America, che cosa significa una democrazia in Italia oggi, cioè significano sempre delle modalità d'arrangiamento rispetto alla volontà, come direbbe Rousseau, del popolo, e però la fondamentale necessità di ricorrere a una formula che ci aiuti a far sì che questa volontà si realizzi. Torno per un attimo
al significato di oikeiosis e poi do di nuovo la parola alla nostra speaker, perché che c'entra oikeiosis e res publica? Si possono immaginare forme diverse di appartenenza al proprio gruppo sociale alternative alla Repubblica? Certo, si possono immaginare altre forme sono state studiate appunto sia da Aristotele che da Platone che dalla filosofia politica del 500-600, si sono incastrate operazioni più o meno legate a prospettive economicistiche oppure dove la tensione ideale era magari più cogente, più utile, però sullo sfondo questa idea che la appartenenza a un insieme motivato di cittadini, che appunto non sono più esseri, entità singolari, ma sono chives, cioè appartenenti a un luogo che essi stanno riconoscendo. Ecco, questo senso di appartenenza, se inserito davvero nella prospettiva di una strategia logica, possa sortire degli esiti, non dico soddisfacenti, comunque quantomeno in grado di aggirare le difficoltà che di volta in volta si devono affrontare, ci vengono incontro. Va bene, prego. Una volta fissato il principio che le cose secondo natura sono da acquisire per sé e invece quelle contrarie sono da rifiutare, il primo dovere è quello di conservarsi nello stato di natura e poi di mantenere ciò che è secondo natura e di respingere quello che è contrario. Solo la Repubblica appartiene davvero al popolo e il popolo non è un agglomerato occasionale di individui, ma una riunione di gente associata per accordo nell'osservanza del diritto e per comunanza di interessi. La prima causa, poi, di un tale aggregarsi non è tanto la debolezza, quanto piuttosto una specie di istinto associativo naturale. Questo mondo è una grande città, retta con una sola Costituzione e da una sola legge. È il logos della natura quello che comanda le azioni che devono essere fatte e vieta quelle che vanno evitate. Ecco, questi testi erano tratti da Cicerone e poi da Filone Giudeo, quindi è in questa direzione che prima ho tentato di farvi cogliere la vicinanza di questi testi con il tema della oikeiosis.
questo preludio di Debussy è particolarmente indicato a introdurre qualche altra osservazione che adesso vi proporrò. E cioè capire come la rete degli incroci tra le persone sia una rete di incroci da un lato occasionale, dall'altro lato costruita attraverso delle operazioni strategiche di avvicinamento, di allontanamento. E una città come Venezia ha una struttura che è a rete, anche per quanto riguarda il meccanismo dei canali, o anche per quanto riguarda il modo in cui attraverso le calli ci si organizza per organizzare una rete di incontri, oppure per evitare di incontrare qualcuno, no? Quindi c'è il gioco della rete che funziona rispetto al versante geometrico strutturale della città e anche rispetto al versante geometrico strutturale della nostra relazione interpersonale. Ecco, uno dei punti delicati, anche nella prospettiva che ho osservato nella recente mostra della Biennale Architettura, e proprio nel padiglione Venezia, ci lasciava intuire come educare, vi riporto le parole che erano ricopiate in un testo, educare attraverso le qualità dell'architettura è un atto intenzionale, trasformativo, che si realizza in spazi interpersonali e interattivi. Richiede uno slancio immaginativo verso un futuro eticamente sostenibile. Ecco, questo futuro eticamente sostenibile è il punto che mi interessa riprendere. Cosa vuol dire eticamente sostenibile? Dal punto di vista ovviamente della situazione attuale è chiaro che si fa riferimento all'ecologia, ma attenzione, la parola ecologia evoca di nuovo quella oikeusis di cui vi parlavo all'inizio, cioè ecologia ed oikeusis stanno insieme, si fondano sempre sul problema della casa, sul problema dell'equilibrio logico da organizzare. Ora, lo sviluppo in ambito etico della questione civile e della questione architettonica non sono un problema da poco, ed è molto interessante che soprattutto in questi ultimi anni ci si stia immaginando un'analisi che metta insieme il problema dell'organizzazione strutturale di una città, diciamo l'urbanistica, e dall'altra parte il problema di quella che è la logica che ci consente di stare insieme. E allora, per quest'ultimo punto, ho pensato di fare riferimento, selezionando alcuni testi, da uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, Italo Calvino, che a un certo momento ha immaginato di descrivere le città invisibili. Siamo a metà degli anni 70, quindi ben in anticipo rispetto a tutta una serie di problematiche che sono emerse successivamente. Ci sarà la presentazione di due città, una è la città di Smeraldina, una città dell'abitudine, dove le cose si ripetono sempre ugualmente, però una città dove queste cose che si ripetono ugualmente nel loro insieme sembrano non ripetersi mai. Come dire, lo sforzo di Calvino è dimostrarci che anche nell'abitudinarietà c'è la possibilità di trovare la propria strada ben precisa e, diciamo,
la propria strada di cui si è convinti essere gli artefici. Lascio a ciascuno di voi pensare in che modo i percorsi abitudinari a Venezia in realtà sia ogni volta qualcosa di nuovo se ci si riflette. La seconda città è Zenobia. Zenobia che è caratterizzata dall'essere costruita su un insieme di moduli tipo palafitte, e anche questo ci richiama alla situazione veneziana. Moduli che sono sempre gli stessi, ma che nel caso nostro ci riportano a una situazione incredibilmente originale. E allora eccoci con Smeraldina e Zenobia. A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono e si intersecano. Per andare da un posto a un altro hai sempre la scelta tra il percorso terrestre e quello in barca. E poiché la linea più breve tra due punti a Smeraldina non è una retta, ma uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti, le vie che si aprono a ogni passante non sono soltanto due, ma molte, e ancora aumentano per chi alterna traghetti in barca e trasbordi all'asciutto. Così, la noia a percorrere ogni giorno le stesse strade è risparmiata agli abitanti di Smeraldina. E non è tutto. La rete dei passaggi non è disposta su un solo strato, ma seguono saliscendi di scalette, ballatoi, ponti a schiena d'asino, vie pensili. Combinando segmenti dei diversi tragitti sopraelevati o in superficie, ogni abitante si dà ogni giorno lo svago d'un nuovo itinerario per andare negli stessi luoghi. Le vie più abitudinarie e tranquille a Smeraldina trascorrono senza ripetersi. Ora dirò della città di Zenobia, che ha questo di mirabile. Essa sorge su profonde palafitte e le case sono di mattoni con molte finestre e balconi poste a diversa altezza su trampoli che si scavalcano l'un l'altro, collegate da scale, marciapiedi pensili, sormontate da altane coperte da tettoie, girandole marcavento, e ne sporgono piante, lenze e gru. Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città non si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale oggi noi la vediamo, cresciuta forse per sovrapposizioni successive dal primo e oramai indecifrabile disegno. Ma quel che è certo è che chi abita a Zenobia, se gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le sue palafitte, i suoi ponti sospesi, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello. Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due, quelle che continuano, attraverso gli anni e le mutazioni, a dare la loro forma ai desideri, e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati.
E allora Sara Cianciullo non poteva che suonarci una barcarola, no? Questa qua era una barcarola di Mendelssohn, che dunque si innesta perfettamente nelle cose che vi stavo proponendo. Le ultime parole del testo letto poco fa da Camilla, a proposito della città di Zenobia, diceva: non è in queste due specie che ha senso dividere la città, cioè tra la città felice e la città infelice, ma in altre due, quelle città che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri, e dall'altra parte le città in cui i desideri o sono loro a cancellare la città o ne sono cancellati. Dunque, che cosa il cittadino, che cosa la Respubblica si aspetta dalla sua città? Che cosa desidera che diventi la sua città? Come l'architettura e l'urbanistica possono intervenire a realizzare dei desideri? Attenzione, questi desideri devono essere, capite bene, compatibili con le possibilità del sistema nel quale la città è collocata, altrimenti questi desideri finiscono per cancellarla la città, per rendere la città incapace di realizzare i suoi desideri e quindi totalmente inadatta ai suoi cittadini. Ecco, ancora in questa biennale dell'urbanistica e dell'architettura c'era una proposta che emergeva come qualificante, quella di creare delle Earth Stations, no? Delle stazioni terrestri, intese come luoghi di incontro, spazi di mutuo coinvolgimento ad accesso libero, in cui le persone in arrivo e in partenza possono vivere dei momenti non programmati di apprendimento, gioia, interazione e riflessione. E chissà se i turisti quando vengono a Venezia trovano dei luoghi di questo tipo, luoghi con momenti non programmati di apprendimento, di gioia, di interazione e riflessione. Sono luoghi dove il cittadino, e qui ancora uso la parola cittadino perché mi pare interessante rispetto a quel concetto di oikeios che ho descritto all'inizio, sono luoghi in cui il cittadino può tentare di affermare le sue caratteristiche. E la caratteristica prima di un cittadino serio è la sua indipendenza, cioè è il modo in cui riesce consapevolmente a collocarsi nella prospettiva del logos universale. Questo secondo la prospettiva ovviamente stoica. Se è vero che c'è una logica nel modo in cui si realizza la struttura della società e dunque la struttura dell'universo, questa è, diciamo, è il contesto nel quale vale la pena che ciascuno di noi, come dire, testimoni la propria indipendenza inserendosi in modo intelligente e volontario in questo contesto. Ecco, mi fermo qua con la mia serie di riflessioni. Grazie molte per queste riflessioni così filosofiche, così aderenti ai testi antichi, ma anche così, diciamo, attuali e utili per ripensarci, che è proprio l'obiettivo, no, di questo ciclo di interventi, nella convinzione che la filosofia antica siano un pochino le nostre radici, sia il luogo, il luogo appunto, no? da dove veniamo, e
e quindi ripensare la città e noi attraverso delle categorie che ci sembrano forse così lontane, e forse proprio per la loro lontananza sono così prorompenti, no? E forse davvero queste generano novità, perché sono così lontane nel tempo, ma poi così vicine poi nella sensibilità. Ecco, la sua relazione ha aperto davvero tantissimi punti che mi piacerebbe approfondire. Mi rendo conto che devo, diciamo, contenere un pochino il mio entusiasmo e vorrei tornare, insomma, se le va a tornare sul concetto appunto di appartenenza e rispetto al logos universale, a questa trama, no? Logica, razionale, che per gli stoici era il senso poi della realtà. Ho sempre pensato che questa trama logica, questa trama universale, questo logos che tutto pervade, proprio perché tutto pervade, tutto collega. E proprio perché tutto collega, a mio avviso, ha due, diciamo, implicazioni, non solo a mio avviso, ma diciamo, insomma, mi piacerebbe qui evidenziare due implicazioni che sono attualissime. La prima è che se io sono un logos, anche l'altro è un logos, proprio come me. E dunque riconoscere l'altro essere umano in questo caso, come un logos, fa sì che siamo tutti uguali alla fine, perché siamo tutti parte dello stesso logos universale e siamo, come dire, c'è un gioco di riconoscimenti, no? tra umanità. E infatti lo stoicismo è una filosofia che, diciamo, tende ad andare verso una proposta politica che coincide poi col cosmopolitismo, cioè essendo la trama universale e globale, appunto, di fatto ci inseriamo all'interno non di una piccola città, sì, o meglio, ci inseriamo all'interno di una piccola città, ma avendo presente il mondo, che è la nostra casa. E quindi in qualche modo c'è la dimensione, no, dello sguardo dall'alto, anche del riconoscere che forse non sono le singole nazioni poi che fanno la differenza, ma che siamo esseri umani in quanto esseri umani, siamo tutti uguali in questo senso. Dall'altra parte però l'altra implicazione, a mio avviso importante per oggi, è che anche tutto il resto fa parte della trama, gli animali, le cose, il mondo, il tema, oggi il professore ricordava il tema dell'ecologia, no? Del prenderci cura dell'ambiente. La prospettiva stoica è una prospettiva profondamente ecologica, perché l'ambiente è parte del mondo tanto quanto noi. Certo, c'è una gerarchia, perché naturalmente il logos umano ha tutta una serie di caratteristiche che qua non sto a ricostruire rispetto al resto del mondo, però di fatto c'è la volontà di andare nella direzione di un riconoscimento proprio di tutta la dimensione, appunto del tutto, e dunque anche dell'ambiente. E sono stati fatti degli studi in questo senso, di corrispondenza tra stoicismo e ecologia, molto interessanti. E la seconda cosa che, quindi in questo senso volevo chiederle un'opinione sul fatto che appunto diciamo, sull'aspetto del cosmopolitismo, quindi del riconoscersi parte di un tutto e anche dell'importanza di tutte, diciamo, la gerarchia dell'essere, ecco, non soltanto tra uomini, ma anche con tutto il resto. La seconda cosa invece era più una suggestione, insomma, che mi veniva quando lei ha parlato della dimensione, diciamo, architettonica, no? Della casa, della città. E c'è un dialogo, un dialogo di Seneca, il De Tranquillitate Animi, dove, ve la faccio brevissima, c'è il protagonista che si chiama Serenus, che di Serenus non ha nulla perché è tutt'altro che sereno, che si rivolge al maestro chiedendogli di aiutarlo per risolvere questo stato di incertezza, di inquietudine che non riesce a risolvere. Vi invito a leggere De Tranquillitate Animi per sapere come va a finire la storia, quindi non vi faccio spoiler in questo momento, però diciamo una degli aspetti interessanti è che lui, e Seneca questo non lo fa a caso, uno dei problemi suoi è che quando lui esce per strada o incontra delle persone è molto sollecitato dal mondo e lui vorrebbe essere più solido, più stabile, no? Sapete, il saggio stoico è quello che non si fa, diciamo, prendere dall'emotività del mondo che lo trascina quasi come una corrente del mare. Lui è ancora troppo sensibile al mondo. E cosa fa quando deve, diciamo, stabilizzarsi? Perché lui, ecco, un'altra cosa, lui è un proficiens, cioè un camminante, è qualcuno che sta andando verso la saggezza, non l'ha ancora raggiunta e sta facendo di tutto per arrivarci. E quindi chiede al maestro, aiutami, cosa devo fare? Mi succede questo. Allora, diciamo, la strategia che Serenus adotta è quella di tornare a casa.
Quando lui vede che il mondo lo sollecita troppo, torna a casa. E qui Seneca crea, da maestro della lingua e delle metafore, una bellissima corrispondenza tra l'interiorità in senso dell'anima e l'interiorità della sua casa, no? E questo ovviamente è inserito all'interno della trama che dicevamo prima, cioè la casa, l'interiorità fisica corrisponde in qualche modo a una continuità, non soltanto metaforica ma anche sostanziale, c'è una sorta di continuità ontologica, no? Dell'interiore con l'interiore, con gli interni. E quindi la cosa che mi veniva da pensare era di ripensarci anche alla luce di queste, diciamo, corrispondenze, cioè il prendersi cura di sé vuol dire anche prendersi cura del proprio ambiente, prendersi cura del posto dove si vive, perché di fatto è un meccanismo a specchio, no? Che si produce, perché ancora una volta se siamo tutti parte del logos universale, come dire, inserirsi con la propria interiorità nel tutto vuol dire anche, come dire, fare in modo che quello che ci circonda, rapportarci a quello che ci circonda in modo, diciamo, virtuoso e armonico. E dunque, ecco, su questa corrispondenza tra e poi anche la città, quindi non soltanto la casa, ma anche la città, che è comunque un luogo, uno spazio. C'è tutta la metafora dell'anima come spazio in Seneca, no? Questo spazio interiore dove succedono delle cose, proprio come lo spazio della casa, della città, dove avvengono intrecci, relazioni, eccetera. E penso che Venezia a questo punto, per riprendere l'ultima tematica, sia perfetta, perché sì, è una città di incroci, perché c'è gente che viene da tutto il mondo e quindi gli incroci vengono da noi in qualche modo, ed sono anche degli incroci, diciamo, al di là dello spazio-tempo, perché abbiamo delle bellezze, delle meraviglie che ci riportano a delle epoche diverse, degli stili, cioè, è una città che veramente, sia in maniera verticale che orizzontale, è una rete, è una trama, è un labirinto, per riprendere delle immagini che spesso sono associate a Venezia. E quindi quasi, diciamo, riflettendo, per riprendere lo stile senecano, questa trama, no? Della logica, Venezia è un pochino, no? Una rete, una trama. E quindi forse ripensare la nostra città alla luce del fatto che la nostra città siamo noi e noi siamo la nostra città, perché facciamo parte della stessa situazione, dello stesso mondo, forse ci può far pensare a un modo diverso di approcciare il rapporto con lo spazio, perché forse il rapporto con lo spazio, che col nostro spazio interiore può giovare e rispecchiarsi nel rapporto con lo spazio esteriore e viceversa. Ecco, qualche suggestione. Sì, grazie Melania di queste considerazioni che hai fatto. Io provo a rispondere partendo dalla prima, cioè sulla riflessione intorno al cosmopolitismo in qualche maniera. Ecco, però vorrei che poneste al centro la parola chiave che Seneca adopera per far capire questa trama, che è questa parola logos. L'avete sentita più volte stasera ripetere, perché la domanda è, in fin dei conti, c'è o non c'è questo logos? Vale a dire, ha un senso o non ha un senso il modo in cui il mondo si sta organizzando, in cui si è organizzato, in cui si organizzerà. Ora voi sapete che c'è tutta una tradizione che immagina che questo logos ci sia perché un Dio ha fatto sì che ci sia questo logos. Ma questa stessa tradizione finisce per chiamare il Dio logos. È il Vangelo di Giovanni che dice questo, no? In principio era il logos. E tenete presente che quando dice logos viene poi tradotto in latino con la parola verbum, cioè con proprio il significato della ragione che si sta esprimendo. Gli stoici non hanno in mente il Dio dei cristiani, o almeno il Dio come poi più o meno contemporaneamente all'epoca di Seneca i cristiani cominciano a diffonderlo. Gli stoici hanno in mente un logos che è inserito nell'universo. Quindi Seneca dice, se volete chiamare questo logos Dio, fatelo pure. Io posso chiamarlo anche natura, posso chiamarlo appunto insieme organizzato, se volete chiamare questo Dio. Però la domanda è questa,
che ci si può porre. Noi questo logos quando lo intravediamo? Cioè noi il senso di come si sta sviluppando il mondo, l'universo, i rapporti sociali, l'organizzazione fisica del modo di produzione, eccetera, quando noi ci accorgiamo che è governato da un logos? Il problema è che ce ne accorgiamo sempre a posteriori. Cioè noi a posteriori diciamo, beh sì, sembra una cosa logica, sembra logico che adesso ci siano dei migranti, sembra logico che adesso ci sia una guerra, perché ci sono delle premesse, dei rapporti causa-effetto che si stanno... Cioè la nostra abilità nel ricostruire i passaggi logici della reificazione della struttura della storia, e appunto la chiamiamo poi storia, sono a posteriori. Ecco, immaginate un tentativo di dedurre da questa nostra capacità a posteriori una serie di regole, di leggi storiche, leggi scientifiche, che ci consentano di proiettare nel futuro quello che abbiamo elaborato nel passato. In fin dei conti è questo che fa la scienza. La scienza lavora in questa maniera. Tenta di stabilire delle leggi e se riesce a farlo, almeno affinché quelle leggi funzionano, progetta modelli per il futuro. Ecco, lo stoicismo immagina proprio che questo logos sia recuperabile perché cresciamo, perché riconosciamo l'altro, avente anche lui il suo logos, perché vediamo la società cosmopolita che si sta realizzando, e da qui deduciamo che cosa potrebbe accadere nel futuro. E questo modello che costruiamo è il modello che cerchiamo di realizzare. È il modello che cerchiamo di realizzare. Ma torna la domanda: è davvero così che funziona l'universo? È davvero così che funziona la nostra mente? Che funziona, chiamiamolo, il nostro modo di provare desideri, di provare a organizzare la nostra vita? Oppure, e questa è la controparte della riflessione, oppure anche il cosmopolitismo, così come questo logos, così come questa immagine che noi abbiamo dell'altro che ci sta vicino, con cui ci confrontiamo, sono il frutto di una situazione puramente occasionale che stiamo vivendo in uno spicchio del tempo dell'universo? E quindi questo stesso nostro modo di ragionare è un nostro modo di ragionare che dipende esclusivamente da una serie di fattori che si sono casualmente organizzati in una certa maniera? E allora questo logos è una illusione? Questa oikeiosis è un tentativo di un pensiero forte filosofico di cercare di dare un senso alla vita di ciascuno e alla vita di ciascuno? E ognuno qui deve decidersi. Non c'è possibilità di soluzione di fronte a questo dilemma, anche se bisogna dire che la proposta stoica è tutto sommato abbastanza allettante, nel senso che è abbastanza tranquillizzante. Avere la capacità di pensare di sentirsi a casa non è male. Ecco, mi fermo qua. Grazie. E credo che ci sia Sì. l'ultimo intervento musicale. Sì, quindi diamo la parola alla musica a questo punto. E dovrebbe essere Chopin questa volta. Ottimo.
Bene, su queste meravigliose note di Chopin, che per tutta la vita ha riflettuto sul concetto di patria, di appartenenza a una terra, che poi è diventata una terra non solo polacca, ma una terra, la nostra terra, la terra di ognuno. Era il modo migliore per concludere questo incontro. Ringrazio veramente tutti quanti, professor Maso, Camilla Grandi, Melania Cassan e soprattutto Sara Cianciullo per questo loro contributo. Vi do appuntamento al 7 dicembre, avremo una riflessione su Bach e le variazioni di Goldberg, il 14 dicembre invece su musica e neuroscienze, il 17 dicembre chiudiamo con Piero del Soldà, che farà un incontro a cui parteciperanno tutte le nostre filosofe e sarà così una festa conclusiva di questo ciclo. Grazie ancora. Dimenticavo, auguri a Sara perché oggi festeggia con noi il suo compleanno.